Io ringrazio Vegal per questa opportunità, per approfondire la conoscenza di questa tenuta meravigliosa. Sono arrivato in Villa Bogdano 1880, un'azienda vitivinicola che esiste, pensate, dal 500, testimonianza è il caseggiato alle mie spalle, molto antico. Ora c'è uno sposalizio tra biologico, natura, storia, in un luogo dove ancora si conserva una foresta, pensate, planiziale, quindi si vede quella parte del Veneto così com'era durante il Medioevo. Adesso entriamo all'interno di questa meravigliosa cantina e incontriamo Domenico. È un piacere essere qui con Domenico, che ringrazio della gentilezza e per l'ospitalità. In questo luogo davvero magnifico per la Venezia orientale, che è una tenuta importante, produttiva, ma soprattutto un'azienda davvero storica. Di conseguenza tu hai preso in mano una storia lunga, Domenico, che parte da lontano. Grazie innanzitutto, sì, è diciamo una storia che affonda le proprie radici nella Venezia, che nel Cinquecento iniziò con il magistrato ai beni inculti a rendere coltivabili queste terre, e più recentemente verso la fine dell'Ottocento nasce la viticoltura come la conosciamo oggi, con l'arrivo di Barbatelle, l'impianto di quello che era chiamato Tokai e di Merlot. Ed è il periodo in cui anche questa azienda inizia l'attività vitivinicola, che poi prosegue per tutto il Novecento e più di recente nel 2016 con il nostro arrivo. Dove si produce il famoso Lison di OCG, ma tanto altro, vero? Certamente, il Lison di OCG è il prodotto di punta, perché il vecchio Tokai, adesso anche come sinonimi Thai, ed è uno dei vigneti di punta non solo per il Veneto orientale e per il nord-est dell'Italia, ma è uno sicuramente dei vini bianchi italiani che ha più versatilità e più capacità di invecchiamento. Poi oltre al Tokai abbiamo molti altri vitigni, sia autoctoni come il Refosco dal Peduncolo Rosso, e vitigni internazionali che ben si adattano a questo tipo di terreno, come il Merlot o lo Chardonnay. La cosa poi straordinaria è che voi, attraverso degli investimenti fatti con i bandi del PSL, attraverso Vegal, avete ammodernato tutta la struttura, quindi un'attenzione ovviamente a tutto l'apparato tecnologico e di produzione di energia. Sicuramente sì, sono bandi PSL molto importanti per noi, perché l'azienda, anche in virtù del fatto di essere un'azienda biologica e di avere al proprio interno un bosco che è sito di tutela delle biodiversità, è particolarmente interessata alla tutela dell'ambiente, del territorio e al mantenimento di apparecchiature sia in vigneto che in cantina, che siano tecnologicamente avanzate ed energicamente efficienti. La vostra attenzione è stata anche quella, Domenico, di non consumare suolo, anzi, cosa avete combinato? Assolutamente. La prima iniziativa che abbiamo intrapreso con il Vegal come partner e con i PSL è stata quella di all'interno del centro aziendale di rifare le coperture, smaltire le vecchie coperture. Questo ci ha permesso di installare un impianto fotovoltaico e quindi avviarci verso l'assoluta indipendenza energetica, e questo, ribadisco, è stato fatto su vecchie strutture senza assolutamente 1 centimetro quadrato di consumo di suolo. La cosa interessante è che avete una pianta che proviene dall'archivio storico di Venezia, in cui si vede com'era la tenuta nei secoli passati. Addirittura gli appezzamenti sono numerati, e questo vi ha dato anche l'input per la denominazione di alcune bottiglie, quindi delle etichette che riportano a questa antica storia agricola. Certamente, è una bellissima pianta, ed è curioso che è una pianta che ha quasi 400 anni, di fatto sovrapposta con mappe satellitari, sia precisa quasi al centimetro. E per noi è molto interessante perché utilizzando la numerazione di questa pianta per alcune delle nostre produzioni abbiamo voluto mostrare il nostro impegno a fare produzioni di vino
non solamente con le nostre uve, ma con uve che provengono da vigneti dedicati, da singoli vigneti dedicati. Che dici? Assaggiamo un po' di vino? Come no, con piacere. Fantastico. Caro Domenico, abbiamo guadagnato il cubo, che è questa torre sostanzialmente, sotto i nostri piedi si vinifica questo prodotto meraviglioso che è il Lison Classico. Che vino è questo? Allora, questo è un 100% uve Taio Tokai Friulano in purezza e viene da un vigneto del 1943, un 2022. È un vino dalla grande versatilità che si adatta molto bene a piatti di pesce, ma anche a carni bianche, a affettati, a prosciutto crudo, e quindi è fantastico sia come aperitivo che come pietanze principali. Da qua si domina tutta la tenuta, si vede in lontananza quella foresta importante per la conservazione della naturalità di questi luoghi, ci lascia immaginare com'era un tempo la pianura veneta, e soprattutto con la bella stagione che sta per arrivare si possono fare dei percorsi davvero molto belli. Domenico. Sicuramente abbiamo vari tipi di visite in azienda, ma sono molto belle perché durante tutto l'anno vediamo animali, dagli aironi cinerini che popolano la nostra azienda, a vari tipi di rapaci, a anfibi molto interessanti, e quindi è un bellissimo percorso naturalistico accompagnato da molte specie vegetali ed animali, e anche una passeggiata salutare nella natura. So che c'è anche l'ululone che abita il bosco, vero? Sì, è questo un rospetto che ha una caratteristica molto particolare, che durante una delle sue attività preferite ulula nella stagione dell'amore, per cui è una specie protetta e una specie molto divertente. Quindi ci piace credere che sia anche quello che mangia e beve in azienda che lo aiuti ad ululare. Ok, quindi si passeggia, si cerca di ascoltare l'ululato di questo piccolo rospo particolare, si arriva qua e si brinda con un fantastico Lison Classico. Alla vostra salute, evviva! Salute, viva!